Senta, proseguendo su degli argomenti che sono molto affini a lei, noi abbiamo fatto chiacchierando fra di noi, è emerso effettivamente che da parte del governo ci sono dei grossi ritardi e una parte specifica dell'innovazione italiana è un po' orfana, diciamo così. Io parlo dell'innovazione 4.0 di cui lei è di cui è molto legato e ha molto conoscenza assieme anche a Gianni Dal Pozzo, che è un caro amico che abbiamo in comune, sempre di Confindustria, che si occupa proprio dell'industria 4.0. Cosa sta succedendo? Il governo se ne sta occupando oppure meno? Per adesso no, noi viviamo ancora di quello che fece il governo Renzi-Calenda nel 2016, poi l'industria 4.0 con il super iperammortamento ha funzionato in questi anni, ma io dico sempre che la sfida è sui processi produttivi, non è sullo sconto fiscale, ed infatti lo sconto fiscale sta finendo, lo usano sempre meno aziende, ma la sfida di modificare, cambiare dalle radici il sistema produttivo del paese credo che sia la vera sfida. Con Gianni Dal Pozzo ci accomuna una sfida che si chiama iCenter, perché in quel contesto noi stiamo coltivando, grazie ai contatti di Gianni in Giappone, il Society 5.0, quindi la domanda che si pongono i giapponesi alla fine è: ma tutto questo impegno sul digitale cosa deve dare alle persone? La risposta è semplice: vivere meglio tutti noi e nelle nostre città, le nuove smart city. Tutto questo, in pratica, il governo non se ne sta occupando in modo concreto, in pratica. Ma il governo ha appena iniziato, quindi sarà ben generoso Certo. sicuramente, anzi ho sentito il sottosegretario Butti proprio l'altro giorno, appena giurato a Palazzo Chigi. Sotto questo aspetto, semmai, io faccio un ribrotto più ampio alla politica, che in questa recente campagna elettorale non ha quasi mai parlato di innovazione, di alfabetizzazione. Ecco, direi che questa è la colpa della politica e quindi l'invito anche dai vostri microfoni di tornare ad occuparsene, perché il Paese se no non ha un futuro dal mio punto di vista. Molto chiaro.